Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Tok Tok Sardegna, a farvi compagnia in diretta dallo studio 1 di Torino, Alessandro Manno. In diretta dallo studio 2 di Torino, Emanuele Ru. Ed eccezionalmente dallo studio 1 di Guspini, il nostro Alessio Arrigo. Ciao Alessio. Buonasera a tutte e a tutti. Ed è con noi come ospite con la persona che ci dà il buongiorno la mattina con le notizie economiche, lavora per Sky, Mariangela Pira. Buonasera, grazie per essere con noi oggi. A voi. Allora, lei appunto legge da un contesto, è una cosa difficilissima, da un contesto economico a quello che accade nelle borse. E in un paese come l'Italia, dove c'è una educazione finanziaria bassina tra un pubblico, sono concetti molto difficili a volte da far passare. Ecco, soprattutto in questo momento delicato in cui non si capisce bene le sanzioni, come andranno poi a impattare nella vita delle persone, come si riesce a raccontare una materia difficile come l'economia senza spaventare la gente? È un discorso grazie innanzitutto per avermi qui con voi, è un discorso su due livelli. Il primo è quello che quando un giornalista, secondo me, va in onda, non deve andare in onda per compiacere se stesso e quindi per dire ah brava, che cosa difficile che hai detto, wow quante ne sai, e dovrebbe andare in onda per farsi capire. Quindi la prima cosa è che secondo me il vero servizio pubblico è quando tu ti fai ben capire dalle persone che ti stanno ascoltando. Quindi questo direi è la chiave numero uno. Io mi faccio spiegare le cose benissimo ed è solo così che posso poi raccontarle altrettanto bene, altrimenti non riuscirei io per prima se non me le spiegassero. Faccio domande fino a strenuare la persona che sta parlando con me, quindi non sono una che si vergogna di chiedere, faccio esattamente come diceva di fare la Fallaci quando dava i suoi consigli. Chiedete anche le cose più stupide, perché sgamate innanzitutto che non le sa e voi ne saprete sicuramente di più. Quindi sono una che ascolta tantissimo, una che chiede tantissimo. Quando poi vado in onda sono una che racconta quello che mi viene detto. Per citare Corrado Guzzanti mentre interpreta Mariano Giusti nella serie Boris, che cos'è un pacchetto azionario? È fisicamente un pacchetto? La domanda è che cos'è un pacchetto di sanzioni? Perché in questi giorni stiamo sentendo parlare di pacchetti di sanzioni alla Russia. Cosa sono questi pacchetti di sanzioni? Funzionano? Le sanzioni storicamente non sempre hanno funzionato, tra il 20 e il 25% dicono i dati delle sanzioni hanno funzionato nel passato, dipende quindi da che tipo di sanzioni si fanno eventualmente. Post Crimea, dice il Fondo Monetario Internazionale, le sanzioni che sono state date alla Russia equivalgono circa all'1% del suo PIL come impatto, che è tanto. Altri dicono che ci siamo proprio allontanati da qualsiasi cifra che possa essere. Quindi già qui vedete che c'è un problema, non c'è un'obiettività nel giudicare le sanzioni e il loro effetto. Questo ci dice anche un'altra cosa, che se non c'è obiettività, questo effetto non deve essere stato così gigante e quindi sono più portata a credere che abbiano ragione i primi. Quando vedo alla Russia e a come dal post Crimea si è resa indipendente dall'estero, ha stretto i suoi rapporti con la Cina e quella che si è mossa in modo più lungimirante è lei, non certo noi. Dopo l'invasione della Crimea noi avevamo detto no, riduciamo l'indipendenza energetica, la dipendenza energetica dalla Russia. Dal 26 siamo passati al 43. Quindi chi si è comportata meglio è stata lei, non certo noi. Quindi le sanzioni non so quanto possano essere efficaci in questo mondo multilaterale. Penso altresì a questo tipo di sanzioni, cioè completamente isolarla economicamente, come oggi, la borsa non apre perché sanno che se apre crolla. Questo non so se Putin si sarebbe immaginato una cosa del genere, non lo so sinceramente. Scusa Ale, faccio un'altra domanda, ma quei video dei russi che vanno allo sportello a prelevare, si stava anche vociferando di uno stop e di un tetto al contante che si può prendere. Questo, cioè per i russi, quanto può comportare? Ho letto 3 o 4% di meno PIL proprio a stretto.
Non possiamo misurare ancora il PIL perché è appena successo. È come se uno mi dicesse cosa accade quello che accade oggi in termini di PIL. O se oggi, per esempio, lo spread sale al 200, cosa accade per il debito italiano? Ma un giorno non basta. Quindi magari la situazione si risolve domani. È impossibile fare una statistica sulla base di quello che accade in 2 giorni. Certo che però è una tendenza, la gente sta andando ai bancomat a ritirare i propri soldi. Perché questo? Perché comunque Putin mette delle regole al contante perché sa benissimo che se il rublo crolla del 30% e il denaro si svaluta, la gente va via, i capitali si li vuole portare all'estero, quindi Certo. mette il contante perché vuole, l'ho spiegato magistralmente ieri il Presidente del Consiglio, finalmente uno che due numeri incrocia di dire, e devo dire che l'ha detto bene, Putin vuole evitare la fuga dei capitali dal suo paese. Il paese sta implodendo, quindi non so quanto riuscirà. Le aziende stanno lasciando la Russia, Sberbank ha lasciato il mercato europeo e oggi è Esatto. crollata, ieri è crollata nel listino londinese. Insomma, la situazione evidentemente è preoccupante. Non credo Putin si immaginasse tutto questo, sinceramente. Certo. Ale, Allora, sempre per quanto riguarda l'economia russa, dottoressa Pira, come si sta comportando la Svizzera nei confronti della federazione, in sostanza? La Svizzera, come sapete, per la prima volta Putin è riuscito in quello che nessuno è riuscito negli ultimi anni, si è dichiarata a favore dell'Ucraina, quindi ha perso la sua neutralità insieme ad altri paesi. E questa è una parte del sesterzio. L'altra parte è che comunque molti oligarchi russi hanno tantissimi denari in Svizzera e quei denari per il segreto bancario, per il fatto che la Russia vive di questo tipo di servizio, non saranno toccati. Quindi se fosse, diciamo, una non neutralità de facto, non solamente a parole, ma badate bene, a parole è comunque importante perché è una cosa che non era mai certo. successa. Resta sempre questo scoglio. Ci può essere anche una persona miliardaria, non amica di Putin, che ha i soldi in Svizzera e non vedo perché i suoi denari debbano essere toccati, quindi non bisogna neanche fare l'erba un fascio. Sono soldi che tu hai lì, sono tuoi, non esiste alcuna legge per cui debba essere espropriato, a meno che tu non sia colpito dalle sanzioni. Allora io in questo caso direi, ragazzi, in qualsiasi posto loro abbiano i mezzi, devono essere colpiti, perché se le sanzioni devono colpire, a quel punto devono essere efficaci al 100%. Ma secondo il mio ragionamento, se uno invade un altro paese, se la Francia domani, siccome eravamo suoi, decide di invadere la Val d'Aosta, tu lo devi impedire. Quindi, e Esatto. questo deve essere sì, ma non si fa. Per Sì. cui. Certo, sarebbe bello vedere i carri armati francesi in Val d'Aosta che entrano dalla Dora. Però, sempre restando sul tema della gestione, effettivamente poi delle sanzioni, comunque sia di tutto tutto quel mondo lì, si sta parlando sul fatto che adesso gran parte del capitale russo che è investito anche in Europa andrà ad impattare sui paesi su cui erano maggiori gli investimenti russi. Ecco, si riesce a pensare quale sarà l'impatto, se nel breve periodo lo sentiremo o sarà un qualcosa che nel lungo periodo, quando magari la situazione sarà già cambiata, sarà diversa da quella che stiamo vivendo adesso, potremo vedere effettivamente qual è stato l'impatto di queste sanzioni. L'impatto di queste sanzioni, lei dice, sulla Russia, sulle aziende russe o su quelle europee? Su quelle europee, sugli investimenti di capitale russi nel mercato europeo, come si potrà vedere, come le sanzioni hanno impattato più sul mercato europeo. Ovviamente non potendo spendere ci sarà un qualche contraccolpo anche nel mercato europeo. Secondo me però il principale contraccolpo, perdonatemi, è quello relativo proprio alle materie prime, perché Sì. gli investimenti, ho letto i dati in settimana, praticamente quanto noi banalmente esportiamo in Russia, quindi quanto l'Italia vende in Russia, è circa meno del 6% del totale delle esportazioni. Cioè, è Ok. pochissimo. E ovviamente per noi il mercato russo è importante, ma per tutta l'Europa è importante,
perché il 40% di quello che consumiamo di gas arriva da là. Questo è proprio l'unico motivo, perché voi immaginate, i mercati, come avete visto, a volte scendono, a volte salgono, e quando salgono ci si chiede, perché state salendo? Perché state salendo? Ma innanzitutto non va visto il cambiamento giorno dopo giorno, perché ovviamente un crollo è ovvio che poi ci sia una sorta di rimbalzo, no? È nella natura poi del mercato azionario. Quello che però io credo è che qui i motivi siano strutturali. Noi viviamo in un mondo in cui le banche centrali stavano per togliere i loro aiuti e lo avrebbero fatto in modo molto rapido. Pensiamo a quello che io non credo più tuttora, quello che pensava di fare la Banca Centrale Americana. Il mercato ha dato per scontati 7/9 rialzi dei tassi del denaro. Ora del costo del denaro, quindi dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Ma adesso faranno 7 o 9 rialzi del costo del denaro? Se ne faranno 4? Sarà tantissimo, perché la verità è che l'unica cosa deflattiva è il carbone che corre così tanto, il petrolio che corre così tanto, deflattiva rispetto alla crescita. Qual è il paese che oggi può dire quest'anno crescerò tantissimo? Adesso inizieranno a rivedere le stime di crescita. Quindi, per rispondere alla tua domanda, più che le sanzioni, queste controsanzioni che ci saranno, e che non saranno contro sanzioni finanziarie, ma banalmente chiudere i rubinetti del gas. Basta questo. Lui sa di avere l'arma più importante, perché quando la gente ci si chiede perché ha invaso l'Ucraina, secondo voi l'ha invasa per il sogno dell'URSS? E secondo me l'ha invasa per un motivo banalmente più di geopolitica economica. Lui si vuole contrapporre al potere dell'Europa e della NATO, e quindi lui ha detto: quando mai posso invadere meglio l'Ucraina se non in questo momento in cui le materie prime servono? Quando servono? E questo è il punto. Noi pagheremo. La Germania, badate bene, la Banca Centrale Tedesca ha detto che in questo secondo trimestre il PIL è negativo, significa recessione tecnica, secondo trimestre di PIL negativo. Che per i tedeschi è una cosa tremenda, cioè nel senso... impatto sulla crescita, ma non solo sulla loro. Purtroppo è una catastrofe dietro l'altra. Questo è. Ma non sei muto, tesoro, sei muto. Vabbè, è un must che io abbia il... Ormai io non... Ormai vado per statistiche sul microfono muto. Dicevo, invece tutto il mondo si sta rifugiando su cosiddetti beni e rifugio come loro. Ci può spiegare cos'è un bene rifugio? Perché si acquista quando ci sono crisi come questa? Beh, si chiama rifugio perché ci si rifugia quando ci sono tempeste come Lehman Brothers, come attentati terroristici che vengono percepiti, diciamo, male dal mercato, anche quando il drone colpì la raffineria della Saudi Aramco nel 2019. Quella è la classica situazione per cui dici: ok, questo è l'inizio di una tendenza, è meglio che io faccia investimenti sicuri. Quindi sono beni in cui ti rifugi perché sai che nel tempo non perderanno mai valore. Quindi, per esempio, l'oro, per esempio il dollaro americano, per esempio lo yen giapponese, per esempio il franco svizzero. Sono proprio beni dove tu sai che nel tempo la statistica è che crescano sempre. Quindi ti rifugi in loro perché in qualche modo cerchi un sostentamento. Certo. Ale. Senta, ci potrebbe spiegare in sintesi in cosa consiste il sistema SWIFT? Perché ne abbiamo sentito parlare molto questi giorni, però io ad esempio che ho studiato scienze politiche non riesco a capire bene perché non ho studiato queste cose, quindi ci potrebbe spiegare di cosa si tratta in sostanza? Guarda, in modo molto semplice, se adesso per esempio lei accendesse un PC e facesse un bonifico in qualsiasi luogo in Europa o in qualsiasi banca italiana, lei fa quel bonifico grazie allo SWIFT, che è il sistema di pagamenti internazionale che permette prima per dire c'era il Telex e l'ex Telex, permette di fare un pagamento a un'altra persona che utilizza da una società a una società che utilizza lo stesso tipo di sistema. Sostanzialmente utilizzando, è come
come passare dalla macchina da scrivere alla mail, se la macchina da scrivere avesse una connessione con qualcos'altro. È proprio un sistema che modernizza il telex di prima. Quindi è un sistema proprio che permette di effettuare dei pagamenti bonifici, pagamenti ancora più complessi, tagliare. Quando noi acquistiamo beni dalla Russia, li paghiamo con quel sistema, facendo appunto un bonifico. Adesso parecchie banche sono escluse da questo sistema, tranne quelle a cui paghiamo gas e petrolio. Quindi quelle a cui paghiamo gas e petrolio sono ancora dentro. Ma di alcune banche oggi ha portato il prezzo del gas al massimo, superando i livelli di dicembre 2021, perché comunque già lì vedi un effetto, anche se le banche dove puoi effettuare pagamenti per gas e petrolio non sono state ancora toccate, cioè le due banche principali di Russia. Quindi è un sistema di pagamenti internazionali. La Russia non ne ha uno proprio, aggiungo questa postilla perché magari può essere di interesse a chi ci ascolta. La Cina sì, si chiama CHIPS, come Imola, Palermo, Savona, abbastanza moderno, non come SWIFT, però moderno. Il timore di escludere totalmente la Russia dallo SWIFT è dovuta proprio a questo, al fatto che potrebbero in combutta con la Cina mettersi insieme, allargare il loro sistema di pagamenti, che è appunto il CHIPS, o addirittura azionare in modo più deciso sulle criptovalute e puntare quindi dritto a centrare la de-dollarizzazione, quindi un mondo incentrato sul dollaro. Io allora anticipo una domanda che le volevo fare io, sì, il fatto che è uscita fuori la notizia che moltissimi imprenditori, moltissimi magnati anche russi stanno cambiando il loro capitale dal dollaro, banalmente, dal rublo, agli NFT. Quindi appunto, che poi anche lì bisogna spiegare cosa è l'NFT, non spiegare, non sono esperto, però stanno cercando di fare un cambiamento di quello che dovrebbe essere la valuta del patrimonio che loro hanno. Ecco, questo cambiamento potrebbe avere dei benefici, è un qualcosa che effettivamente consentirà alla Russia di avere comunque un potere d'acquisto, o è soltanto una cosa, come abbiamo detto prima, per mettere lì il denaro e evitare che magari venga congelato del tutto e poter fare delle transazioni almeno di quei beni banalmente che si può comprare con gli NFT? Sarebbe utile che questo fosse un mezzo condiviso. Purtroppo, come in tante transazioni, già fa fatica banalmente lo yuan ad emergere o l'euro rispetto al dollaro. Figuriamoci l'NFT. Ma chi ce l'ha? Saranno ad averlo. Il punto è che situazioni come queste portano evidentemente ad una accelerazione verso il, però non è che tu usi adesso, magari con qualcuno potrai scambiare in NFT oppure in Bitcoin oppure in Ethereum, ma non è che lo puoi fare con tutti. Con tutto poi che, come dire, non sono denari e quattrini che tu puoi ritirare al bancomat, quindi con le altre cose che sono appendici già alla situazione, anche se poi parlando con degli esperti di valute digitali, loro mi dicevano, ma magari noi vivremo un mondo non fatto da valute fisiche, da quattrini, un po' come prima c'era il sesterzio, poi abbiamo usato il bancomat, magari un giorno neanche li vedremo fisicamente i soldi, scambieremo tutto davanti a un PC. E quindi è ovvio che va verso un'evoluzione, però credo che questa evoluzione, ed è questo il problema di Biden, ben spiegato anche dall'ex presidente del Consiglio di sicurezza Bolton. Io credo che sia l'Occidente con gli Stati Uniti a voler guidare questo cambiamento. La loro paura è di essere lasciati fuori da un mondo de-dollarizzato. Devono essere loro eventualmente a guidare, solo che da questo punto di vista poi dovremmo aprire 1000 parentesi, perché la Cina sulla valuta digitale sta facendo tantissimo, sono molto più avanti rispetto a noi. Già io quando vivevo in Cina facevo tutto con WeChat, quindi figurati adesso. È un discorso un po' ampio, però questo era giusto per rispondere alla tua domanda. Abbiamo l'ultima domanda, che è la più difficile, quella per cui tutti quanti i nostri ospiti ci chiudono il computer.
Come questo format si chiama l'aperitivo. Se noi domani andiamo in Sardegna, tanto siamo tutti conterranei, mi sembra, dei cognomi, ci vediamo da qualche parte, cosa dovremmo offrire a Mariangela Pira come aperitivo? Sicuramente una birra non filtrata, che comunque ho qua. Abbiamo qua. È abbastanza identitaria e fa piacere. Ma da quando è che non beviamo l'Icnusa? Non lo so, ma anche noi da fuori sede dovremmo iniziare. Fuori sede, a voi? No, io spesso. A voi no. Però... all'Esselunga è pieno. L'Esselunga certo che c'è. Sì, certo. Hanno fatto anche proteste perché per il 9 Esselunga che devono aprire, non mi ricordo in che zona di Torino, purtroppo non me la ricordo bene. Però comunque siamo. Però sì, no, c'è, quindi, ma anche dal Bangladino sotto casa, Bangladino nel senso dal market che c'è sotto casa. Anche lì? Sì, ed è anche fredda là, anche fredda. Ci sono tutte le case, cioè, tutti i gusti di Cnusa, che salutiamo. Perfetto. Quindi, allora, grazie mille a Mariangela Pira per essere stata con noi. Speriamo di essere riusciti un po' a chiarire un po' questa situazione abbastanza complessa. Grazie ad Alessia Riu che ha sostituito Piero. La domanda l'ho fatta io, così Piero è contento e sereno. Un saluto quindi in diretta da Torino, dallo studio 1, Alessandro Manno. In diretta dallo studio 2, Emanuele Ru. Ci vediamo la settimana prossima. Mi raccomando, resetti sui nostri social, così appunto potete sapere quali saranno i prossimi ospiti della prossima settimana. Potrebbero essere ospiti giganteschi, gente che non avete mai sentito parlare. Se avete dei dubbi, seguiteci e risolvete tutto. Grazie a Radioine che ci dà un tetto sulla testa. A tutti voi l'appuntamento per mercoledì prossimo qua alle 19. Buonasera.